Queste sono le prime tegole che venivano fatte qui a Cella e sono strette e lunghe rispetto a quelle di ultima produzione. Queste qui, se notate bene, non sono lucide come queste. Queste qui sono opache perché solamente nel 1806 un chimico austriaco aveva scoperto che inserendo del piombo nell'ossido si creava una maiolica. Queste qui invece, appunto, vedete, sono molto opache. La produzione si è evoluta nel tempo e si è passati alla tegola marsigliese. Questa nel 1871 è stata iniziata la costruzione della famiglia Rotter, appunto nelle fornaci che ci sono ancora esistenti qui a Cella. Questo genere di tegola ha fatto sì che nei tetti si diminuisse il peso, perché solamente con 17 tegole di queste si poteva fare la copertura di 1 metro, dove invece di queste ce ne volevano un 31-32.